come ogni anno stiamo facendo questo cartoglio di autunno e facciamo delle ripasanza, abbiamo tagliato della porta e siamo seguiti. Ad ogni modo, sono giocatori che sono a me manca a Fabiani Satero Peppe Goloso, giornalista nasce in Lacni, ideatore della lingua del mezzanino. Poi fondatore e dirigente del giudizio della lingua santa sul Ministero della Giustizia di Azzardo in Carico di portare in sardo su codice dell'ordinamento giudiziario. Poi ha pubblicato per pochi soccani, se non sbaglio, sul libro Governare usando, che è uno prontuario con l'ufficio della ripasata, con sostegno di usare in delibera e in suo paese dell'amministrazione, della varie amministrazioni pubbliche. Poi, che venimos, Salvatore che è il direttore dell'ufficio della ripasata della provincia di Oristanes. Senegheso, però mi pare che abbia a decimo. Purtroppo. Poi, San Passo. Pasquale, non che lo presentiamo proprio con il suo studio. Canta bene poi lo salutiamo. Poi che dico? No, che accanto a mia sono l'onorevole Cristiano Carlos, assessore a semplificazione della provincia di Oristanes. Poi, Evaristo Santos, su soci archeologici che interessa della lingua santa. E hanno fatto Evaristo come disciplinare. Però nel anno 1995, decando il naso Logos, salvista dell'associazione, del Susozio, i fai realizzati, mi scrive di sangue, e me da porta su usato quelli portavo in italiano, e se italiano mi portavo in sangue. L'articolo di questo giornale tratta di archeologia, su Susozio, signora archeologico, per trattare per forza la cosa principale di questo. Però tratta del sudamento si direso in su bene e in su male. Però io in questa sala del primo fa entrare, le salì basate che sia campo o cagno, e poco pare che sia solo in uscita come il denaro, cioè iscrivere della regione in sangue, poi in questa lingua comunque, poi sosegno potete iscrivere o con questa lingua usando su l'imbalzo o con questa lingua sopra, ogni aida da fare su lingua del testo. Però prima di nascere di questa lingua comunque, sul 2001 è stata presentata questa lingua sarda unificata che sul promotore fu di Sonorevole che ha fatto vedere al Corea e poi teatro che sia la lingua del mezzanino però portare due anche istrumenti. Poi io ho letto una poesia uno capisco che in Corea abbiamo messo istrumenti che ha stato soltanto il biennale, senza era di miretta nave ben treni sull'immagine, veramente tu potevi che ha fatto. Di vedere il costo. Ma poi sono una ferrata, sempre di stati passati come sfruttamos attenzionato su non ha poi sarà per questa discussione, sperando che sia Pizzi Pasquale, e ognuno nella in tempo. E poi decidere quando dica Sabina che ha l'esame di allora sul anziano poi in ordine delle date grazie per l'onorevole, però mi piacerebbe essere onorevole, però non sono onorevole. Però io ringrazio. Io sono Gravarissimo, quindi cerco di affrontare il discorso che oggi, tra l'altro,
l'ha sicuramente affrontato molto meglio dai due tecnici anche sulla lingua sarda comune. Il mio compito è quello di illustrare brevemente che cosa fa l'ufficio della lingua sarda della provincia di Stano. Sapete bene che abbiamo, tramite la legge 482, che riguarda comunque la tutela delle minoranze linguistiche, un ambito. All'interno di questo ambito fanno parte 80 comuni della provincia di Listano. Poi per gli altri 8, tanto in questi giorni stiamo valutando, quindi porteremo anche l'attenzione del Consiglio, quindi per far entrare tutti i comuni della nostra provincia. Io giustamente rivolgo anche i saluti, grazie all'amministrazione comunale, grazie anche all'associazione Noi per l'invito. Tra l'altro è un impegno che abbiamo portato avanti anche col consigliere provinciale Alfredo Strameri per l'acquisto anche quest'anno di questa pubblicazione molto interessante. Anche l'anno scorso l'abbiamo acquistata, ma anche quest'anno cercheremo di acquistare per portare avanti il discorso di Logos. All'interno del nostro ufficio della lingua sarda lavorano 4 operatori. Tra l'altro il direttore è il dottor Cubentu, che da 2 anni opera all'interno dell'ufficio della lingua sarda. Dal 2004 quindi operiamo e abbiamo attivato l'ufficio tramite fondi dell'amministrazione provinciale, quindi non sono stati fondi finanziati da altre leggi, ma tramite questi fondi. Ci occupiamo quindi di consulenze, non solo comunque private, ma soprattutto agli enti locali. Diversi sono i progetti, tra l'altro ne abbiamo parlato proprio ieri in un convegno sulla lingua sarda al quale abbiamo partecipato a Nuoro. Il primo progetto, che tra l'altro è uno sicuramente dei più importanti, è quello che viene chiamato Scuola dell'Uomo. È un progetto che è stato finanziato per 35.000 euro e l'obiettivo di questo progetto è quello di portare all'attenzione non solo comunque degli insegnanti ma anche degli alunni la lingua e la cultura sarda. In questo progetto sono coinvolti 18 istituti della provincia di Oristano, sono coinvolti quasi 3.000 ragazzi e più di 300 insegnanti. Quindi lo scopo è quello di insegnare, di portare all'interno delle istituzioni scolastiche la lingua e la cultura sarda. Tra l'altro abbiamo concluso un progetto anche nelle carceri della nostra provincia, quindi nelle carceri di Oristano, proprio attraverso l'apertura di uno sportello il quale poteva formare gli operatori carcerari sempre sulla lingua e sulla nostra cultura. Tra l'altro abbiamo ottenuto tramite la legge 26 anche il finanziamento di un progetto che riguarda la realizzazione di un volume che riguarda soprattutto, non solo comunque la nostra cultura, ma principalmente tutti gli 88 comuni della nostra provincia. Quindi un libro, un volume scritto in sardo che affronterà le tematiche e la cultura di tutti gli 88 comuni della nostra provincia. Ultimo progetto, ce ne sono tanti, ma io ritengo che questo sia il più importante. La 422 ha finanziato diversi, o comunque la maggior parte dei comuni della nostra provincia. Ma abbiamo notato questo, che certi comuni quando prendono determinati finanziamenti, alcune volte anche comuni piccoli, non sanno come spendere i soldi. Quindi con Tore ci siamo proposti come amministrazione provinciale di gestire questo progetto. Questo progetto riguarda sia i corsi di formazione dei dipendenti dei comuni e anche dell'amministrazione provinciale, quindi sarà anche l'assessore che cercherà di fare i corsi sicuramente in lingua sarda. Che comunque parlare il sardo, anche notare il tema discorsi, parecchie volte non è facile, e non è facile soprattutto, posso parlare anche per me, perché quando comunque cresci in una famiglia dove il sardo viene parlato tra i genitori, però magari non viene parlato con i figli, anche noi pur comprendendo, anche noi tra amici utilizziamo il sardo, tanto per fare battute si parla, però magari quando si affronta un discorso è sempre meglio per chi non riesce ad affrontare bene anche tecnicamente in lingua sarda, parlare anche in italiano giustamente. Ma allora questo progetto perché è un progetto storico? Perché siamo riusciti a mettere assieme tutti i comuni, tra i quali io ringrazio il vice sindaco di Seguilo, proprio anche l'amministrazione di Seguilo, che è una delle amministrazioni, ripeto, più sensibili ai progetti della lingua e della cultura sarda. In assestamento di bilancio, in consiglio provinciale,
abbiamo incamerato tutte le risorse che i comuni hanno versato nelle casse della provincia e sono circa 186.000 euro. Cosa serviranno questi 186.000 euro? Serviranno a gestire in maniera unitaria sia la provincia che la coordinatrice di questo progetto con tutti i comuni i corsi di formazione in lingua e cultura sarda, quindi corsi di formazione che riguardano tutti, ripeto, i comuni e anche l'amministrazione provinciale, ma anche la promozione della lingua sarda. Attraverso cosa? Attraverso delle trasmissioni televisive, attraverso la redazione di volantini, attraverso programmi radiofonici, quindi tutti quei mezzi di comunicazione che danno la possibilità a chi conosce, magari chi conosce ancora poco le nostre tradizioni, comunque la lingua sarda, di imparare ancora meglio. Quindi questo è un progetto che a giorni cercheremo di avviare attraverso il coordinamento, o quindi attraverso la formazione di un coordinamento che lavorerà appunto per programmare ancora in maniera più dettagliata quali sono gli obiettivi e in che modo comunque possono essere spesi i soldi. Ripeto, questo è importante, ma tra l'altro lo stiamo attuando anche in tantissime altre iniziative, ma sia sul turismo, ma anche per esempio sul sistema museo arborese, che è il primo in Sardegna e l'unico ancora in Sardegna, dove tra l'altro, ripeto, anche l'amministrazione di Sedilo fa parte. Questo ci fa capire comunque che abbiamo la possibilità sicuramente di qualche volta mettere da parte il nostro campanile per lavorare assieme, perché, ripeto, tante volte, tanti comuni, ma ecco perché ci siamo proposti proprio per quanto riguarda la lingua sarda, hanno tante risorse, comuni piccoli, io non cito quale il comune, ma un comune ha ricevuto 25.000 euro, ma ha 5 dipendenti, in comune come li spende? Il comune è venuto direttamente dall'amministrazione provinciale e ha detto facciamo un progetto assieme, spendiamo assieme i soldi perché io non so come spendere i 25.000 euro. E da lì è nato pian piano l'idea, abbiamo lavorato tanto con i comuni e siamo riusciti veramente a lavorare e presentare un progetto unitario. Quindi questo, se di fatto, deriva sicuramente dal gran lavoro dell'ufficio della lingua sarda, che tra l'altro è sempre molto vicino su tutte le iniziative, ma anche un lavoro che l'amministrazione, ripeto, provinciale sta facendo non solo sempre sulla cultura sarda, ma anche su diversi settori della nostra provincia. Io quindi rinnovo naturalmente gli auguri per questo bellissimo convegno, ma senz'altro ringrazio di nuovo l'associazione e l'amministrazione del Sedilo per il gentile invito. Grazie. Allora, Salvatore, tu vedi cosa passa? Buonasera, io sono il dottore Guido, sono responsabile del servizio di San Masaro, della provincia. Devo dare grazie all'associazione di lui, questa è stato molto importante, insomma, legare su riservare la lingua e la cultura sarda è sempre importante nella provincia. E poi, insomma, noi siamo un po' dividito sull'argomento della legale. Io so parlare di vago, io avevo un nome, e ti serve un ufficio. Poi quando si comincia, si come le basi, come scuro, si sono zio, sono collega, si collega in maniera normale, Santa Ghilarza, Maria Giuseppa Gusso di Santo Lussurzo e San Filino di Novoli. Si sono zio, sono i testi ufficio di San Basarda. I te potevo fare, poi promuovere la lingua e la cultura sarda e la provincia. E non fu facile poi in questo tempo, che fu di solo ufficio di San Basarda del Muro, che ne zai 2 anni di esperienza e triballava in un modo che noi ancora dobbiamo rodare o vago, cosa seria, insomma. E quindi io ho cominciato a triballare, iscrivendo sul comune. Si rende conto che questa cosa è sempre bella comica. Quando teniamo su SLSU, Sarasa, noi subito si allineiamo su questa cosa, noi pure come ufficio, essendo tutto di vita diversa, se dobbiamo iscrivere in un modo solo, non è che dobbiamo iscrivere in una maniera sua, se non che sia da un pastizzo in mano. E Sarasa iscrive su questa lettera, Salim, nanda su comune all'aria, questo ufficio di San Basarda, si è tenuto bisogno di tutte le occasioni, noi siamo stati e ho scritto una nota. Questa lettera è scritta in lingua sarda unificata, che noi spuro, essendo ufficio provinciale, non poteva assumere una variante della provincia, ma il processo di pago a sua di questa cosa. Uno capitano sul telefono fa,
voi sapremo, noi a volte disorientiamo, noi pensiamo, come tutti i comuni il tabello, arrezzato all'itera, la provincia sa. E invece non può dare altro. È stato molto difficile a far comprendere l'importanza di questo gesto. E penso che non deve fare altro, noi si convince subito. Se sto facendo un servizio, saremmo soprasati da San Lorenzo di Stanzi, si chiedeva per raccontare questa cosa. E sa, morta, poi in comune non subiva voce, e se ne ridiamo. E il nostro comune, insomma, così, insomma, non fu facile a far comprendere ciò che voleva fare. Poi si sanno, insomma, questa cosa è cambiata bene. Se avete fatto tutto doso, si è arrivato come funziona. È una lingua di Stato, che tutela la minoria linguistica, come andava il suo assessore, e su un mondo che vede questa provincia, deve essere incluso in questo ambito di tutela. La delibera, si è da fatta, nella provincia, in questa vita nostra si può usarlo, noi spuro che su questa tutela e con questa tutela il comune può vedere finanziamenti sul Ministero. Quando si arriva a noi si dicono 20 individui inclusi, come sono 80 da 88. Purtroppo, se sotto chi manca, non è che si sente vita se non si può usare, forse arbore pure sti inclusi con l'arma, siamo di tutela, ma la vita sai, non ha mai, forse non ha mai pensato di fare questo passo. E adesso ho quasi un topico, sono delegato sul Ministero, e si trova si cambia, nel 89, da questo progetto che arriva da tutta Italia, Bruso di San Metallo, su 70 pochetti, sono tutti santi. Cioè, su 70 pochetti, tutti i comuni, tutta la minoria linguistica italiana, e si Sardegna. Ed è questo il fatto che va a resuamento. Se il resuamento è che su Sardegna non è una minoria, ma è una maggioria. Scusate, la Sardegna è la maggioria linguistica. Il suo problema è sempre stato questo di Gallesardo, ma ora di Gallesardo non devo allegare. Insomma, Deo non da allegare, poi dopo me è il problema che è già passato da ora. Che Deo non ha gusto, Deo è un medico spezzino, un medico che sono in nome, e poi esatto si conosce che è usato un medico del MEA, e si storia su che scapitasse di basare in questo caso, non capita da me. Da una che sono esperti a mezzo occasioni, meno o fai di entrare su usare in questa amministrazione. Si sono esperti occasioni a resonante a suo di Gallesardo. Deo, insomma, infatti, penso va a ridere questa cosa perché Dio si deve riparare questa amministrazione, per riparare la regione, e si chiede di parlare con questa lingua sarda. Il problema con noi, se di Gallesardo si usa questa lingua, ma lingua sola, non lo teniamo. Se ricasa di usare, in mezzo al doppio che ho fatto, in mezzo al Mantanao, allora tocca da mantenere tutta questa varianza che si schietta, ognuno su sua, questa varietà di queste, questa ricchezza di Sardegna. Non siamo d'accordo che siete solo ricchezza, questa vinza sono ricchezza, ma forse questa vinza sul risultato storico. Su Sardo, questo è stato sempre rubato a banda di tutto, insomma, mai scritto, mai amministrazione, sempre rubato, insomma, orale, basta. Se non tenga delle regole si scritta, cosa lingua sarda, esiste quindi solo un problema umano. Comunque devo mettere su basso che si è fatto, usa LSU e poi si usa LSC, per non conoscere il problema della LSC per me, che io sono iscritto proprio prima dell'Ibera in Sardi, in questa regione, questa adesso degli 8 dell'Arvini, di Orcani. Sono esistenti un passo importante, poi dimostra da quindi se Europa e a Italia, quindi se Europa e Italia, in Europa e Italia, su Sardo questa è considerata una lingua sola, se solo noi siamo ancora brigandesi, ma adesso noi non si pierde come unità se sola, sa 374 vite sa quanto bisogna in Sardegna, si pierde come una lingua sola. Sardegna, io da che piede un'ia che anche si presenta in un luogo solo, è giusto, poi da Asia anche questa lingua. Quindi,
Su basso è stato vasto, pensa di noi come ufficio, è stato importante, questo anno, adesso sa rischio di si comincia, insomma, è stato cambiato meta, poi su comune, se questo tempo, anche pensa, non solo accettato, si idea questa possibilità che si arriva a usare questa amministrazione in da via. Ma a legalizzare in un certo contesto è ignorante, non esiste un'ignoranza. Ci faccio un esempio, io sono in Svizzera, vivo in Svizzera, e allegai in scuola su tedesco e su francese. Ho usato l'italiano e con babbo con mamma e sarda. Insomma, non nasce una specie di minestrone conca, non è bellissimo. Poi è giusto di mezzania. E non scuro, cucinare un esempio a volte sono nata, ma è un voetto di una radiazione, come da toccare e scrivere in un modo che non può comprendere. Noi in Svizzera, allegaiamo in svizzero, che non è solo tedesco, è stesso svizzero. Ma di sicuro un professore che è stato venuto ha fatto proprio questo esempio. Si dà di pionare in interrogazione, questo bello quadro in svizzero, non era io, da stessa scelte rosse. E scrivi io, da sesta in scelte spette, cambiai tutto. Ma lei non c'è mai questo problema che ha un modo di scrivere in quadro. Poi ti ha avuto una cosa normale per me. E penso che su tempo, ad attuare inizia la gente a comprendere che su le montagne di Salimba, di Saida e di scrivere, o tutto su di esse, ma questa amministrazione, tenendo una lingua unica, sia un fatto sicuramente di progresso, su Salimba Sarda. Allora, una cosa, inizia a ponere di scrivere cartello e tutto, non Salimba Sarda non si vede scritto in nessun zasso. In Castello capita di allegare un pizzino, che noi scritti che ha la stessa origine dei suoi numeri, dei suoi logos, a quanto ad ogni dia. Monte Urbino. E su Monte Susurpino, ma non ho dato scritti in mare, penso che sono dopo un master. O Margine Rosso, come Rajan Rubio, ho dato scritti in mare. Quindi, sul fatto di tornare a fare la prendere, penso, devo arrivare, è sicuramente importante. Si chiede una pensa su questo, se vado andando alla sala, scusate, ma poi mi vedo la mia passione, ma non è. Così l'assessore giustamente ha allegato sul progetto scuola del luogo. Quando noi con meno difficoltà si emozionare, e ho cercato per andare in avanti su questo progetto con questa scuola. È stato fatto dinare, però purtroppo sul ministero, gli ha fatto dinare in generale, o questa scuola, dove questo progetto su Salimba di minoria. E poi un concorso di formazione con i professori che vuole andare fare un'ora di lingua sarda e un'ora di storia di Sardegna in questa scuola. L'idea nostra fu chiusa, noi su prima topi che ho fatto con i professori e tutti. A posto di questa rivoluzione francese, due ho fatto su corso in Italia, un giustizio importante in relazione alla rivoluzione. Masianiello in Napoli e Gian Maria Gio in Sardegna. Ite imparate sul pizzino sardo su scuola? Masianiello, mi pare giusto. Poi cercando di insegnare, ma ti scrivi che Gian Maria Gio? No. E sa cosa che io sono vaminato sono maestro, sul professore. Parte di questa storia nostra. Incominciate noi, cioè sul fatto che si dà un fatto di storia di Spagna, già legando di Carlo V, è che noi siamo stati spagnoli, adesso 1323 e finza su 1720, noi si storia non sta più. L'unione delle armas del conte duca di Olivares è prudenosa che dà da biffia questa cosa. E invece sempre nei momenti che si è cosa attesa, e sospizzino il nostro, devo lei in questo momento, devo storia dei Sardini da un fatto, ma anche sull'università, è questa passione mia, ringrazio che attende da amico, sono evidente questa passione, che tanto va a trasmettere. E sul fatto, insomma, fondamentale, fu appunto, che vada a comprare il suo maestro, che sospizzino, sono te che intendersi storia e Salimba Sarda come tua cosa, che è forza di ogni cosa europea. Sì, sempre tornando a questa questione di Svizzera, devo pure essere elementare. Noi spieghiamo
un metodo didattico molto diverso. Noi spieghiamo la storia della città, proprio se comincio a più storia della città di Glarus, storia del canton Glarus, storia della Svizzera, storia dell'Europa, storia del mondo. In una visione concentrica, cioè a bello comprendisti i vostri gusti, chi ha gusti, poi ti confrontasti con questo che succede di fuori. Come capita su contrario, prima con lo scherzo tu sattilo, poi si va a tempo su chi scrive su due. Quindi, possa lingua, che è un modo di si presentare fuori, forse a volte penso ammirante a me, ma è strutturato, questa lingua ormai è morta, non da vedere un nemo, non so come da zacca. Sa lingua, se lingua, e questo è il professore che può insegna, dopo di fare il pezzo del forest. Sono fatto a scanumisi, quando mi intendevo su quell'incatto che prende del forest che prova da quel dai sangue, si da ridere spuro. E dopo penso che mi sono anziano, si da riente, adesso giovane si allega su usato. Ma devo se pare si straccando gente dopo. Ma se no, è stato incoraggiato se non mi sbaglio. Non hanno usato più su me da quello italiano, eccetera. Però, che era penso che questa lingua, il movimento che sta andando in nato, noi che dopo che inizia a dire, ma il telefono non esiste, sa. Come non esiste? Non esistiamo anche italiano, che hanno attività sul telefono, e sa, andavo su numeri del telefono, perché questo è un termine greco, fonos, insomma. Sulla voce ovvio che mi è atteso, infatti anche questo è su quel atteso. Non deve sapere, la mia su quel atteso è proprio quel da. Così che ci può usare un plano e miliardi di cose. Ma questo forse è un problema che teniamo noi come uffizio. È da zappare un lessico, poi pesonato, poi legare su un base moderno. Si fa un esempio con la scuola. Ma la sua volta, la scuola fa un progetto, e facciamo un progetto sulla lingua sarda, in italiano naturalmente. Abbiamo preso la lingua sarda, il vecchio dizionario del Ciabattino del 1750. Ma voi non legate questa cosa di oggi. Devono che la lingua sarda è stata mega, poi è la lingua di voto, di passione. Poi legate dopo, di tutte queste cose che capitano sul mondo. Lo dimostra sul sito internet di DGP, su lingua sarda, di Alulimba, che è scritto tutto in sardo. E a lei da tutte queste cose che capitano da oggi. Tu metti che sia un giornale italiano. Come ti diciamo, un giornale, cioè lingua è questa lingua. Pensa alla grande del cinema, forse un numero più facile che orale, sono caduta da cose scritte, quindi non è usato tornare da scrivere dagli Asi e poi scrivere dagli Asi. Ed è un ottobre che si stava Castello del Vago, sulla Sallenza, sul cinema, perché adesso faccio meno cose, penso sempre cinematografico, questo forse non è una partita. Ma penso che sia basata in tempo essere azzuato su film in lingua sarda. Ed è andato penso che vado contro se capisci meno. Scrivo penso film in sardo, come sono parlando con Giovanni Columbo su film di Salafare San Niente. Ma no, su film e film. Cinema, un film bello o malo, che sia in turco o in albanese o in insomma, la lingua è lingua. Certo, su film sardo deve essere bello, ma se su film è fatto in Sardegna, su film si sardo, non è che sia loro, cioè, sardo è di sardo, quindi su film deve essere di sardo, ma che è lingua è di lingua. Non è che sia fende su film un'operazione di recupero della lingua sarda, no, se usando questa lingua che appartiene a Sarzente. Adesso questa cosa che mi ha è finito, se non allego che imbando su, ora del 9. È questa cosa che mi ha da Praga, che intendo ogni volta che andavo su Fatatubis come teorico, per me è importante, essendo cambiato sul rapporto del suffizio con Sarzente, che va, comprendo che parlo di soffrire, con i suoi comuni, con le scuole, quindi su questa amministrazione carceraria, quindi sul progetto iniziale che poi Beppe ha fatto questa traduzione, io ho fatto un mese in provincia, insomma, è stato un progetto umano che è stato fatto in Nuoro, in Lanusei, è stato fatto in Macomere, Isili, e pensa sul carcere del Mammone di Vito. E Sarzente dei suoi comuni si sia sempre orgogliosa di questa lingua, e non è una brigunza. E questa lingua si è descritta nel loro, esibire, pensa se deve andare al suo vice sindaco, l'assessore,
il suo comune, come è andato a fare questa provincia di esperti, su sanno schieramenti, pensa che sono manifesti, ma gli sardi come gli italiani. E adesso per mi salvezza, in questa occasione, pensa di fare, sono certificati, tutto. E in Friuli tanto fatto 20 anni fa, e sotto mezzo di noi, si alle grandi friulane, noi siamo sempre a parlare dei brigandesi e siamo sempre a Sedus. E invece se noi forse sono scritto a voi da uso dell'uso, si usano queste bio, pronte da 860 clima di minoria che si aggappano. Quindi queste sono occasioni che non potete sfruttare, come queste pezzi che sono rimasate da comune, che si sa regola, non fare cosa. E quindi, prima di casa, grazie. Comodo parola al dottor Polino. Grazie. Beh, intanto si do grazie a Susanzio Ilori e all'amministrazione comunale di Seggio, alla provincia, per questo invito e per questo atto. Quando si incontravo in questa sala, in questo aposento umano, mi si è ricordato quando quello più 2 anni a Como, per presentare proprio una di queste proposte dell'Imbasarda, sono standardizzata, unificata, multidiolionale, la lingua mesania. E forse se non avevo lavorato nel tempo sulla grande guerra, segnando sul presentatore. E sono contento di poter lavorare io in seguito, lavorando con questa questione della lingua sarda comune, ci aveva proposto la regione a un caso, una buona parte di questi motivi, del briga, del geto, del disaccordo cittadino sono stati esposti a una parte. E penso che ci tutto su un paio, questa volta questo intervento ci ha fatto Torecom, di Leo, non vuoi rifletti, autostima. Penso che tutta questa storia, tutto questo conto, tutta questa vicenda della saliva unificata, saliva della mesania, ci vuole confluire a come posizione dentro della saliva comune, sia da una vicenda politica, un'idea politica, un conto, una di politica culturale, ci si vuole portare vince come esempio, no, a tutti su scolarità. Grazie a questa azione della regione, del suo presidente Soro, si sta riuscendo una volta all'ombra a una soluzione praticabile, come si chiama, un tempo, se finge a porre di accordi un luogo disoperatori. Ma ricordo che in India ci è stata approvata la delibera della giunta regionale della lingua sarda comune. Mi fu capitato di pensare come in Sardegna la stabilità questa sostanza delle cose a volte si ideale come invece rappresentata. Ci ho usato su vedere i giornali sardi, su castiaesi come i giornali scontano le cose della Sardegna, della cultura, pare che questa Casa Sardegna è sempre accanto a dei succede che cosa cioè non funti fuori dove ci funti meno ricorrenze nei giornali, allarme, guerra, stato di emergenza, pare sempre che in questa via se quando sia questa proposta di lingua sarda comune, poi si riusciva questo nome nel comune, insomma, rappresentativo di ponere che fa rappresentativa in luogo fu un articolo nel giornale aveva uno una rata, ma questa è la razza delle cose che ha fatto, questa gara in certa vita sa del suo lavoro, comune aveva in latrina, basta, fuori, insomma, come si comprende le sorprese, e tante cose hai questo standard amministrativo, tante cose proprio un nome necessario. E tempo pensavo, questa c'è scritto che hai ufficio del presidente provincia e regione per noi è diventato ufficio di gabinetto e razza di articolo che non tende più fare, no? Una battuta bonarica, una cosa è stabilità di discorso, una cosa invece è questa rappresentazione che viene fatta. Non so, creo, io sono un tecnico, non faccio politica, anzi secondo me tra ballo un meta ha preso questa politica ci mi stesse quante cose possibili, lascio ai politici su dove ne so, però su ci ha fatto questa regione con la lingua sarda comune è una cosa semplice in meta. Ha incaricato una commissione di esperti
cercare una variante del usato ci poteva servire per fare un po' già visibilità all'esterno questa Sardegna, una variante del usato ci poteva essere rappresentativa un lago di tutto usato come te lo conoscevi, adesso Campidano, adesso Capisuso, adesso e avessi una soluzione ci resta ancora sperimentare, cioè se la regione ha sperimentato e ha seguire sperimentare in Bessida, come sta un cioè cercando di scrivere in un documento può fare un modello dell'IMBA a modo che questa idea dell'invasata deve fare essere a fuori spolo, cioè ci sia effettivamente questa regione un'istituzione che valorizza la invasata. E difatti si addirittura ci hanno approvato questa norma, la giunta regionale ha approvato questa prima volta nella storia di questa autonomia, ha passato 50 anni sul statuto di autonomia, ad approvare una delibera in lingua sarda. E non fu mai capitato questo, dunque è una cosa di importo umano. Una cosa di importo umano è un'operazione politica fatta bene, perfetta. Lui non affulliamo nulla adesso ci sta più fatto in questo momento ha salvato questa prima proposta cosa dell'invasione unificata che ha fatto Pasquale Onira, ha salvato un vago di questa filosofia politica ci sta Masania ci cauda buona intro in tutta questa questione e la Rosa dell'Italia ha fatto, cioè questa prima volta quando insomma si ragionava sempre meglio dell'invasare ma non si può dare mai in sardo, si ragione una volta ha fatto un atto in sardo ed ha pubblicato ufficialmente e questo non è mai capitato. Poi a parte questo il tabellone è un modello sperimentale, avessi una variante il tabellone non che vuole essere sedilese o seneghese o cravarese o la questa è comunque una variante cinoesta di una ida in modo particolare, ma uno va a regolare la fizza su usato di questa zona, del sedilo e questa fascia, questo due elementi sono del sull'autoreso, dell'incuno, del campinaneso e fizza sa soluzioni diverse da cui uno può adattare, no? Uno può scegliere, ci pone questo articolo, faccio un esempio il mese edotto, questo articolo IS, come tesina la salmola campinanese, oppure so se sa come tesina la salmola de Caruso, da scegliere in questo momento ci ne scrive. E poi essere una lingua ci vuole comunque elementi naturali, cioè ci deve scegliere tra lingua e lingua, non è che si inventa un nuovo lingua, se è una cosa artificiale lo vuole imparare. Ma a criterio si può scegliere una volta di ognuno come si vuole fare. Ma vabbè, questo sono delle cose tecniche che ci manca sia da poter fare in altre occasioni, se voluto. L'importante è sta comprendere ai tasselli. Questa nostra sono sconfitto, come interessato, che tenere un montone pesato, no? Come abbiamo detto, cioè ognuno vede la sua, questione su sua, è una offesa che in vita se devo a me, se vuoi, a intro le salite poi questa lingua italiana come carattere di fondamento è sempre in cambiamento. La lingua è una di queste cose che sicuramente esiste, è sempre cambiato, cambia il suo territorio e questo il dialetto se no ci cambia da giornata, cambia dal suo tempo, se la lingua ci si cristiana magari 100 anni a Roma, ma scusa ci si cristiana in via, cambia la seconda adesso delle parole ci si va, magari sa lingua di nuova storia, deve con il suo ego preciso, ci conosce che manca il pastore sfetti, ci manca uno ci va su Sabatteri, deve invece un altro registro di lingua e conoscere, insomma, questa è una cosa sempre in cambiamento e sicuramente questa è una ricchezza. Poi lingua sa in suo mondo, quando punti diventare ufficiale, quando sa gente, sa classe dirigente del popolo, sa i operatori del seguito ha deciso che una lingua debba essere valorizzata come identità di un popolo, di una nazione, di una regione, di una comunità, di questo non vuole neutrale, ha deciso di firmare una forma poi sa lingua poi è scommente il lingua poi da essa scoperta non so più di Sardegna su Sardo per tempo detto con formas italiano. L'italiano questa lingua sicuramente forse sono forte in Sardegna, ma due inglese pronto
Aseone, è bello che quando si di meta des italiani. E devo credere che però questa tre lingue si possono rappresentare l'identità del suo tempo su Benidorm, no? Questa Sardegna. Certo, non basta da un'iniziativa di questa regione come usa questa lingua sarda comune, non basta da una lei, non basta da un decreto, e poco da 2 ore questa regione ha fatto bene a fare un atto, in questo momento, un atto simbolico, dove questa lingua di scrivere l'atto si flessida e lascia questa libertà di ad ognuno di sperimentare questa variante, cioè uno magari grazie a poter scrivere sul Presidente solo, può scrivere tranquillamente inserire su, magari può essere uno di questo Presidente che risponde in lingua sarda comune, può esserci manco da rispondere, però intanto si lascia questa libertà e questa deve uscire in base all'itra, a mera, in sardo, di approvazione di questa lingua sarda comune, e il Presidente l'ha risposto. E mi piace bene però questa idea, non si andrà neanche secondo una forzatura, ma si passa da una proposta, però è una proposta gesta operativa, cioè se possono punto primo e si andrà neanche. Certo, non so del peso come interessato scomprendere a intrenoso e seguire questo dibattito quanto è possibile e si vede a te ancora sarebbe no, questo è stato un problema aperto, noi siamo società di sarda e questa classe dirigente. E poi non so, tenevo su 2 modelli, no? Uno è questo modello, su ci ho sconosciuto cioè ognuno si crede che su sarda, non sua, ci vuole. Poi presa speciosi in sardo, in italiano, ogni ida dal suo dialetto sua, però quando si arriva a sul livello di ufficialità, invece di fare come si vengono come ci questionano in sardo, la cunese, non è che da coperto su quello mio di nascita, scrivo, studio, saremo sarda comune, seguo a questionare questo, è sarebbe mia cosa di nascita. Però quando scrivo voi per faccio magari scrivere una lingua ci esposco a nota di questa ci cristiano vero e tanto ci allevo se no su questo sistema, no? Tutto il dialetto, esatta lingua spuro, quindi in Sardegna non è che si stanno a usare, c'è altra lingua spuro, c'è su catalano, sulla barchino, gardurese, sassarese, voi due mi stanno aperti, non è sardo, ma questo ce lavora metto come fai effettivo, ma io sono cristiano su sardo. Succede questo articolo, o comprende c'è stato, no, succede questo articolo singolare su e sardo, su sicuramente sardo. Poi fai, questo dice Fernando Ero, ognuno si chiede che sta nel suo, però l'ufficialità di quello che si segnala la lingua a tetto, no, ci vede sempre fatto su italiano, che sempre usa sempre, tanto non ha bisogno di fare né una lingua sarda unificata, né una lingua di meseria, né una lingua sarda comune, questa Sardegna, questo ultimo tanto 300 anni, già 300 anni, funzionava questo italiano come lingua arta, come lingua a tetto, come tenente di questo, e dunque se non si ripeti, ci si legge di in conca e custa, non si ripeti né lei 26, né lei 482, né investimento, né ufficio di lingua sarda, né delibera di giunta regionale o provinciale, ma che si sa, questo italiano funzionava come lingua ufficiale tranquillamente. Penso che ormai gli italiani sono usciti dopo, non c'è gli italiani. Ci teniamo un po' invece un altro modello, cioè di accostare a lingua ufficiale italiana, che si scusa sarda, ed è una che si scusa inglese, si sarebbe di mera dell'uso dell'italiano può comunicare nel suo mondo, e teniamo bisogno di questo loro, perché siamo in mezzo di una realtà economica, sociale, mediterranea, europea, anzi, se la fate di ora deve essere una cosa dell'Italia, ora si comprende il pezzo del grosso questo problema, sapete, tanto sarebbe sicuramente a livello scritto, questionavo, no, perché ognuno si chiede questionare su usato, ci meglio usciti, come si sta facendo e come giustamente il 22, tanto sarebbe a tenere mezzo sul uso adatto, su questa realtà di Dio, dunque una lingua amministrativa come scomo. E pensare una grasa, si può fare un denuncio su pizza, se si scuola, se in mezzo in televisione, nei giornali si può affortiare dell'uso saliva, quindi come scesi
in zona Sammena della Sardegna, la gente sta abbandonando il nuovo su Sardo, su Cioccheto sono visti in Antagrusio. Meno sanata che è un fenomeno naturale e che come te ne si arrende questa idea, e siamo questo non siamo d'accordo, quindi se stiamo a Sparo su Sardo, questa deve essere una situazione, ci non è stata politica, è una situazione sociale, economica, giuridica, ha spinto la gente faccia pruso, faccia da italiano, non a Susardo. E non è un comportamento che si deve criminalizzare, perché giustamente un babbo, una mamma ci vede antapesare o pesa suffiscio in italiano, perché pensa da giudare così il sistema invece di sociale, lo cattanio delle valle lo facilmente. Però, avevo visto che non è che ci sono si impara su italiano, se la disoccupazione si sparia, se ragazzi, due essere, tu stando sul problema, forse se non fosse a Lima, è un'altra cosa. Siamo in un dibattito aperto, giusto, a introvinza questa classe dirigente sarda. Devo dare un'idea, e credo, adesso è confermata l'UEGO pure questa idea, la regione ha già un carico, sempre presso l'Università di Castello e Desastre, che fa un'inchiesta sociolinguistica, una circa, che comprende come è sardo su Bianta, questa questione del debito aziendale, sempre la regione ha un anno, devo pensare, io sono nuovo questa realtà, invece effettivamente un mezzo scientifico, certamente sardo su questa questione della lingua. Tutti cominciando ad essere sprimutati, tutti riservati, non da questione almeno. Però, questa cosa ci si vuole anticipare, scusa, che le successi da forza di questa ricerca, tutti confermati, il dottor Sciaveroso ci ha fatto pensare come sul governo della regione. E penso che questo, che poi a Salvini, a gente, davvero giro meno, lo fai convegni, lo fai a Tokyo, e non ha mai tutta questa contrarietà ci duela questa gente, cioè questa gente non è contraria a Susardo, ma io si dato incluso sul dubbio di questa classe dirigente sarda che commenta affrontare questa questione. Poi da forse da ostimia, da dimeo su questa questione della lingua sarda, ma penso che a bello questo tempo finché queste azioni successivamente, simbolica, se come può essere una delibera fatta in sardo, o operativa, se come può essere un ufficio della lingua sarda, penso che a bello si possa comprendere che impari a essere italiano e a inglese, no, se può valorizzare questa autostima nostra come è sardo, si possa servire invece di una lingua ufficiale come è questa sarda, assumando con che, insomma, ho lasciato una cosa, adesso gesto che facevano, non valorizza la società che la deve in domo sua, non valorizza da manco la lingua sua, la lingua ci nasce di voi, ci nasce di voi, spezzamento si incocca, credo ci voi non riesce a valorizzare né economia, né società, né cultura del suo territorio sua. Dunque se è giusto andare a seguire regionale, a treballare guru operativamente e a cercare di fare passo da innanzi. Ecco, tutti passato 2 anni sto legando così detto, e mi pare che la cultura, la sociale e la lingua sarda ha fatto in questo settore passo da innanzi, la gente si è posta d'accordo e ha treballato. Un momento positivo, dunque penso che questa rappresentazione a volte ci fa di questa Sardegna ai giornali se non sia esattamente questa di sostanza, questa di verità. E questa prima storia, esprimo usando sulla storia della lingua sarda comune, lo conferma. E questo è su conto. Grazie. Penso che noi sappiamo sfruttare un grande discorso. Come si sia disponibile se preferimos una discussione al punto di questo. Sta, baccassini. Per fare la discussione, nada di cosa. Io vediamo una cosa. Pesa il No, nome. pesare no. Passa il microfono. Quería hablar de este importante me dà volta a rendere una cosa operativa deve fare qualche obbligazione. Per esempio in Friuli
noi che si sono posti a discutere che usavano Friuli del Sud, Friuli del Nord, roba lì. E t'hanno fatto un picao e danno obbligatoriamente posta e danno validata. Poi saranno seguendo andare avanti, eventualmente da modificare, da loccare, da consamo, da avanzare. Però Ponarde, che appena ha fatto solo, o comunque si è aggiunta, a mandare a Tanatti magari questa lingua sarda comune, che magari non da soli usano in media, che poi te ne hai fatto una delibera, poi non disco si danno fatto altre in lingua, questo non disco. Si stessa cosa secondo me, tocca a fare in periferia, quindi sono comune, se come un autore, e te deve fare il comune, deve fare il suo spur una delibera in sardo, deve fare sempre come un autore ogni tanto un manifesto in sardo. Este su un modo brusco, veloce probabilmente, può arrivare a obbligare un vago azienda o comunque ad attuare a si riappropriare della lingua. Questo è più o meno come te. Grazie. Buonasera, mi chiamo Giuseppe Meloni. Io non conosco l'argomento, quindi la mia è una domanda. Volevo chiedere se il sardo di fatto è una lingua compresa fra le minoranze linguistiche riconosciute e promosse dalla Comunità Europea per la tutela, appunto, non so, se ne avete già parlato, se non mi ritardo. Ci sono, risposta velocissima, ci sono 3 livelli di tutela giuridica sulla lingua sarda. Una è quella data dall'Unione Europea con la Carta Europea delle Lingue, che però non è ancora ratificata nel Stato italiano, ma penso ci diventa a fare l'UE. Un'altra è la legge del Stato 480 USA, approvata in sua naturale, questo elenco dei limbi che ci sono stati a riconoscere, due sarda buru, e l'altra è la legge regionale 26 della regione, fatta in 97, dove è stata riconosciuta su sardo, e l'altra lingua del sardo, in un caso la risposta è positiva, è una lingua riconosciuta a livello europeo. Grazie della risposta. Caliculati. Naturalmente se un tempo nella prima volta che quando stiamo andando a esplorare a topo si sono andati in basarda finalmente si fa in sardo e questo mi pare questa storia che deve fare andrà bene se non chiede nessuno. Io mi ricordo due cose. Intanto siamo andando sempre stamattina, no, va meglio sparava l'italiano ne parlano di loro. Mi ricordo due cose. Saremo intanto in sede lo voglio vedere su Sardo. La seconda cosa che saremo comune è questa su voi cieli ed è sia a Pizzo che un studio che presente solo la Zara a un studiato fai un volume ancora da poter pubblicare e che investimenti sono fatti una lingua comune e sa che si prende questa vita su questo non le lette prima. Sa cosa importante scusa che in sa scuola e in sa famiglia si deve imparare su la lingua sarda il nome venando in sedilo e andando a fare Susu Susanna Dubaiden ancora, quando nascono su pizzino. Però andando verso l'Antitano, dei razzi Amazon, Corenattimo e poi Gasline, e naturalmente in città, Susanna non doveva dare nessuno. Chiamamente una ora, doveva dare imparo a confronto di questa azienda, io mi metto una volta sull'apertura di Aristanis, il motivo, noi
scusate, pizzino, in scuola, mi doveria andare. Questo problema è un problema malo, naturalmente. Devo fare un esempio. In Sicilia non che da professore sardo, in Sardegna è venuto professore di Coras. Non esiste mai stata questa possibilità di tutelare il vago, sazienti questa del nome. Quindi si faccio altro esempio, un po' di anni fa, insomma, in Trentino, la provincia autonoma di Belluno e Finza Bolzano, hanno fatto un patentino della lingua ladina. Questo patentino dà la precedenza a sazienti che nascono con l'area del Moeno, Bozza di Fassa, in questa zona ladina, devono essere professore in questa vita, poi ti conoscere la lingua. Questa cosa in Sardegna non è mai stata fatta, che forse non si è mai detto su Orazio per da fare questa cosa. Quando noi ci abbiamo proposto questo progetto in scuola di Lugo, noi ci abbiamo fatto una riunione con il elettorato e dicevamo, allora questa cosa non hanno innanzi se si può usare, non si sosprimono, che zese, su mastro, una possibilità di impruso, un certificato, che cosa che ti serve, può essere professore se porre un'autenticazione, insomma, di questo punto di fede. Purtroppo in atto noi staremo mai una risposta concreta a questa cosa, forse questa cosa che si vuole trovare di Bruce. Poi il progetto scuola di Lugo tende come percorso di formazione andando a imparare la lingua e la storia della Sardegna a 300 mastri. Chi tocca da 8 istituti sono 40 scuole e 3.000 vicini. È questa occasione epocale, se questa cosa andando in porto. Purtroppo questa cosa deve essere fatta in tutta la Sardegna, non solo in provincia di Stasi e non solo in certe scuole, però è meno difficile. Cioè, sul sostegno del bambino in finza degli anni, questa cosa. Cioè, sì, quando è sicuramente come si legge nosa, permette a regione invece di severare l'autonomia didattica, il percorso per fare su pizzini. Certo, non faccio il discorso che fa da Calderoni in area da adesso e poi sono storia patata, po' carità del Dio, non è che scherzo, poi su pizzino del mondo. Però sicuramente insomma, si vuole severare, ma sul manco chi siete un'istituzionalizzazione delle suggeste cursore dell'invasare e cursore delle scuole. Non hanno capito sono master rimasti sull'università, a volte non è che siete, però se si usa questa lingua est, c'è la possibilità di imparare, penso che in pantano, su questo. C'è gente che fa il corso del cinese, a 60 anni, e non deve fare domani il corso del sardo. Cada carnare che impara, invece c'è, si vive in sedi dove impara fuori da suo inglese. E manca di scrivere in lingua sarda comune. Questo non va. Se uno deve fare di competenza linguistica, grammaticale, ma pensa di italiano, sul latino, su chiesti, sul sardo tu vuoi imparare. E poi di scriversi delle sue. Insomma, sa cosa è? Sicuramente chi ha da imparare sul mastro, su corso hanno partito, come se Regione Uru fa partire il corso, sono spendendo 2 milioni di euro per fare il corso al professore, non è che pago di RAI, sto spendendo ancora di RAI sul 2013 per questo corso. Noi si stiamo spendendo tutto specificamente con la provincia di Stasi, quindi insomma la possibilità di come queste a toccare su spresi, a sul elettorato, a sul professore, da delle gare per questa cosa, da delle idee, degli agretti. Questo è a suo di ognuno, vorrei del adesso. Purtroppo sta diverso. Stiamo delle risposte al dottor Cubello. No, gli anali in questo caso siamo d'accordo su Susiana però mi intendo forse di fare una critica e un pensamento a pizzo di questo ci hanno sempre treballato in questa questione di Salim Basarda, no? Poi io credo, e di questo non sono sicuro, ci manca un vago strumento didattico, scientifico, può imparare bene su usare in queste scuole. E a volte ha spassato, questa è un'autocritica a voi, perché quando si reve l'ho fatta. E a volte si è passato per il tempo a ragionare, a guerrare, a scorrare
sono consato, le questioni dell'IMA, invece si vuole studiare e a fare sussidiario sul libro delle scuole, un metodo, devo comprare un manuale di didattica scritto dal professore universitario, sul nome non si donava di questo professore, e ha poi spento di questa cosa, un tono di fuori, parolone, citazione, poi però della didattica non di facile, dunque non discevo quanto discevo, usato questa qualità come mestiere non faccio sul professore, si insegna. E poi no, ma cioè, sono un professore, un suo maestro, quando entra in classe, ma cioè, a parte tutta questa teoria, che deve fare? Come si deve muovere per imparare a usarlo? Penso che questo trabalho puro hanno fatto e una cosa si è fatta, la professoressa Frau ha fatto in questo campo, dunque se non è una critica fatta, è una critica fatta in generale, però si sarebbe finze di comprendere che non è facile in una situazione come questa sarda andare in scuola se fai operativamente cose che come tanto fatto in altre lingue di minoria. Amici su me in Catalogna, ci vuole essere una realtà di maniera diversa della nostra e non fai le cose da fare, però quando in Catalogna la soluzione della provincia, della regione o del suo Stato, noi la fai male, devo. Grazie per la risposta. Prego. Ci viene qualcun prima? Ci viene qualcun altro? No. Dopo Mi già. ha fatto piacere che sul solito dei noi hanno organizzato questo giro un attorio per dare la basata comune. Mi ha fatto piacere che si invita al direttore dell'ufficio provinciale della Salimba, Tore Covello, e l'assessore provinciale della salute, Cristiano Carlo, per salvolta non siamo sottoviati a giornalisti che hanno svolto questa riunione per parlare del culto finanziamento sulle salette del 482 e sul comune Sedilo, per precisare il mezzo, c'è uno dei suoi comuni che ha avuto l'assessore che ha realizzato un finanziamento con una prima validata del secondo reparto, un progetto che ha fatto l'amministrazione che ti complimento. In questo finanziamento che abbiamo realizzato sul 2004, sono tipo 20.000 euro, con la che abbiamo fatto noi, abbiamo lasciato una quota di 20.000 per fare una selezione che abbiamo fatto per ottenere un operatore sul comune Sedilo che ha da tradurre il risultato amministrativo delibera del Consiglio di Giunta, ordinanza, dell'italiano su Sardo. E questo operatore che ha delle finze a dedicare un vario tempo per essere esente e fare dare questo argomento. Poi, seguendo il consiglio che fu spiegando bene l'assessore, di non utilizzare soltanto parte chi serve di invece cosa formazione e cosa promozione, noi studio diamo sposta a disposizione della provincia di modo che il scuso si veste tutto varis. Sa metà che non abbiamo sposto, di questo 8.000, non siamo la stessa provincia, abbiamo sposto a metà e poi fai il scuso sparisi, curso da terapia. A questo scorso stiamo andando sul dipendente e come hanno visto questa frase, e mentre che hanno fino a insegnanti delle scuole elementari o materne, e la metà abbiamo lasciato che si diranissimo che non sono chiusi, anche a chiuse che riguarda mezzo su specificità culturali che diremo in vita. Invece c'è molta della promozione, abbiamo spostato tutto da occupare con 2.000 euro, che non spara in mezzo su chi si veste come trasmissione unica. Di oltre la vita, la 30 anni mi pare che siano, no? Torre Covello, 30 anni che applicava finanziamento con questa annualità, invece con 2.000 euro ognuno non fa nulla. A parte questa delibera che ha fatto la regione fissata, dove siamo morti, noi scusi dischi in mezzo, ma sul comune Sedilo l'ha fatta una delibera fissata. La fa il giornale, in internet come il sia, come la regione, però noi non abbiamo fatto una delibera il sardo. Giusto che queste cose si vestano fino a se non pensi la pestata, né sa l'impa sarda comune, non va bene, né sa l'impa sarda unificata, che può parte mia che bene tutto. Si sta tutto del comune, Narada, che sa l'impa ufficiale, sono due, si italiano e susano. E se uno considera che deve esprimere il sardo, in uno del consiglio comunale, noi stiamo sentendo questo postare, noi che non la sa molto, se non lo ascoltiamo, non deve ascoltare.
il segretario telefona del verbale. Quindi, bene che si investano le deliberas, bene che si investano i manifestos, sus comunicados, e speramos que do cambio viene de questo finanziamento che a Piteso che sono stati ridotti, che hanno repartito in maniera diversa. Caionaro. In Sardegna siamo un metas, sos che venimos considerados una minoranza linguistica, e se andiamo a Pisa, grande che vi dopo la Togna Sardo, della vez del fatto scritto con il 99 e Spagna, appunto che siamo un metas. In Friuli, los che poi da Cisloveno, sono prospagos in rapporto a tutti i friulanos. Quindi mancare che su Friuli resta prospago, non è stato, non è su resta prospago, sia secondo che può abitante le reste pruse. Quindi speriamo che venga ripartito in base a Sossalto che effettivamente sono una minoranza linguistica che sono la maggioria, come tanto detto, siamo basata in Sardegna o in maggioria. A posto così. Grazie a Gianni, però che queria aumentare e a me. Ma cosa sa dipendenza? Cioè che cosa che chiede congruia che riguarda la imbasata in vita. Capo, metà registrata, chi giù ne su numero ne pensa di via la cosa, carne, potrebbe una metà di completare. Deve essere bella che tu fai. E poi finza da dovrà istituire legalmente la consulta in base a legge 26 della imbasata. Prova a fare bene, però tutti che partecipano da questo, cioè tutti sono componenti della cultura cosa l'invasata, è il servizio gratuito con una delibera, cioè non possono prendere manco un centesimo. Per questo motivo, che bisognerebbe stare in pista, che non rimasta, però in aria non viene. E spesa non legale da solo comune. A vedere in un consiglio, non chiede se manco male, no? Rispondo all'impresa che la nostra di lavoro, tanto usata pormastica in parte è vista da concluire questo numero necessario e una barantina capire. penso che sia merito in meno da non sanno. Quando vuole amministratore penso che la maggior parte del ribalto è da esso. E ti adesso per recuperare le risorse sportare si rimanda ancora. Se la consulta della basata effettivamente è una cosa che serve e in questo siamo sulla dettaglio, ma come assolutamente che teniamo su finanziamento con questa modalità delle rete battoschente telefonate, ne sono operatore, sai, che comincia a preparare con una consulta luce da fare impressa. Va bene, a telecamera. No, volevo solo chiarire, posso? Che si dai seguito su Don Carlo. No, non capisco se mi stare a parte. No, se non carattere che viene a fare no, io queria andare una cosa. Queria andare ad una cosa, no, senza che finire. No, queria andare ad una cosa, in Friuli, sa parte attiva proprio con fare le gare a fare dare la lingua friulana sul friulano, no? È stata la Grecia. Tant'è vero che hanno fatto addirittura hanno fatto la traduzione della Bibbia in friulano. Quindi ecco, no, che di andare probabilmente è importante che la Grecia ha avuto magari a fare un vago di lingua. Sì, assolutamente, tutte le cose si dimostrano un po' eso. Sa cosa che quell'anno è assessore della consulta, sai, cosa che mi interessa a me, da noi come ufficio, in tempo che ancora quando cose cominciando chiediamo allegare questa vita dell'invasata, ho fatto un'indagine, ho chiesto cade vita se teniamo una consulta. Quindi a due, Seneche e Sedilo. E noi sicuramente abbiamo coppia del suo statuto, e ho spiegato sul statuto della consulta del Sedilo e del Seneche, ho spiegato le cose al metodo del suo satira e ho fatto un statuto standard. Che deve mandato tutta la vita della provincia. E me la sapranno, ma di Nago fai questa consulta, se no. Di Nago in data, insomma, l'articolo 8 della legge 26 che istituisce questa consulta, è l'articolo che non te di Nago, attento di Nago sul primo anno, non fa canti cosa, ma voi si fingono subito. In più, su di Nago della 26 e posta consulta, non ha un gettone di presenza e non dato, insomma, è puro volontariato. Quindi, questa consulta è stata importante per me in tutto questo. È importante che chi siede, ma sta sempre difficile comprendere che
este volontariali, sa gente che viaggia, hanno su bene Saida e poi vai tutte queste cose. Noi abbiamo visto un mela vita, si è fatto con manifesto, si sa, iscrivendo magari sbagliando, eccetera, iscrivendo foieti che non funzionano giusto. Allora, in tutta la vita, se la gente pensa che trovava un anziano, che non si sa lì, ma si studia di Saida, che a Zua deve pensare tutto su altri usuri, su fare queste cose come ti si aspetta, adesso cosa bella. Insomma, devo chi sia in tutta questa consulta è questa cosa. Ora come te vanno a Mancuo, in tutta la provincia, come arrivare a casa del lavoro, in questo momento non si è andando. Insegni come definire l'amministrazione di Chivuri, non che da Bruso, quindi se questa consulta sono una cosa. Noi si si iscrive all'ITRA, non ha detto se vuoi fare o vai ad altre consulte, e poi insomma, non cade al dinare, non è andato non posso dopo onomastica e non è andato. Posso dopo onomastica del sabato due invece se applica su una regione, come non si schida ancora come è da fare questa regione, può usare un po' dei nai su comune si deve ancora fare come sono numeri di del Subiginaus, insomma, poi ti invito a arrivare a un autobus su questa carriera senza autobus su Subiginaus. E poi quanto la legante del Friuli, sa Sardegna, fino al dato ufficiale, ha realizzato nel 2001 Pizzasao è 7 milioni, se schietto 96.000 e 566 euro, virgola 1. Su Friuli 12 milioni, che è 1.829,37. La gente che in Sardegna è inclusa in Santa Tutela è di 1.558.653 e la gente inclusa in Friuli è stata di 405.182. Ma sono dato su la minoria formale su Friuli e Friuli che sono su Slovenia, su Friulano che si accettavano, sono su Friuli e Sardegna, ma fino ad altri non hanno Calabria, Molise, Puglia, che è Salbrescia, che è la lingua albanesa, italo-albanesa, che è sloveno, che è su greco antico, che è su franco-provenzale, che è su città, che è su della Francia, che è su Walser, che è una lingua mista tra tedesco e francese, che è su tedesco, su ladino, che è una lingua, insomma, cioè sono minoria romana e Sardegna, ma se non hai in Sardegna questi loro 7 milioni, non è stato un dinaro, parto di 1 miliardo, ma dopo da noi si è a sfruttare come si aspetta, se siamo senza del dominio comune, della provincia, della regione, su Pepe della regione, insomma, questa cosa dall'alto è stata arrivata, poi comodo da noi a fare la comprendere che questa cosa si deve fare e contare che si è fatto tutto due, chi vanno di sperimentazione, poi finia. Zate siamo chiedi, serve da sorvegliare, andato a Canno, in prodotto Italia cada su 2004 mi chiedono 8 milioni di euro, zate siamo chiedi da 13, sul decreto Bersani e se cavolo pingoni. Logicamente si tagliano dato il problema, sai, la minoria mi da posti. Poi può essere che sanno niente, una situazione detto, siete sa provincia a tenere l'obbligo di pensare a vita e quindi sa provincia si presenta come un progetto unico e sa regione come un progetto della sua provincia, insomma, da zappare un modo di fare arrivare su una 9 senza disperdere un vago in zio. Questo è un fatto troppo importante. Scusate. Allora, come abbiamo fatto la regione, io vorrei invitare il onorevole Vinna a bene dai 9 e non parlare di questa schistimosa. Aspetta, io devo dare una tre volta. Sì, se su sardo e lingua ufficiale, come tale deve essere faedato, preso e imparato tutto se a chi non dischi. Noi magari dischimmo, ma sa buona parte no. E tanto si è una lingua ufficiale a capire cosa penso riserva e serve per non distinguere che siamo sardos deve suonare una conca nostra
che fai danno su sardo, forse si non facciamo a comprendere. Noi se riuscimmo a non fare a comprendere, che schimo su sardo, e riuscimmo a andare agli italiani. Che abbiamo imparato prima su sardo in Doma nostra, che quando siamo entrati alla scuola, conosciamo su sardo e via. E poi abbiamo imparato l'italiano. Io mi si è avvisato, adesso il primo anno stando a scuola fuori. Noi scriviamo da salvitas, gli italiani dobbiamo imparare in scuola a fare e a scrivere. E niente, voi a chi è che stanno al collegio, a chi è che stanno alla salsizzata, a chi è che stanno. E niente, noi siamo stati a pausa. Un compagno di scuola che sono viviosi in Stanzi, figlio di gusto, figlio di gudazzi, a chi è figlio di dottore, a chi è di impiegato, a chi è di avvocato, e non mi sono a fare sempre l'italiano, non mi stiamo questionare. Beh, sono risultato sono calefuni, a Savina Sanno, in ogni cosa, sia questionante che iscrivente. Noi scriviamo sul parao in scuola, scriviamo se facciamo almeno italiano di quindi, che tornare in questo? Noi siamo entrati a scuola e scrivendo solo su sardo. E l'italiano l'abbiamo imparato, non l'hanno obbligato ad imparare la lingua ufficiale, cosa regola. Non si scostava nulla. E noi, se la lingua quindi è ufficiale ed è riconosciuta, non basta una delibera fatta in regione, fatta in provincia, fatta in comune, se delibera la posso fare in italiano, la posso fare in sardo. Zio per esempio, non so, se ho diffuso, posso usare, no, fammi iscrivere al segretario comunale, non è che si Scusate, voi si può dire a finza che hanno si andia detto di poter sponsorare, che hanno andia sul mondo, sul dibattimento, che hanno questionato i sardi, sul presidente di poter fare questa domanda in italiano, ma voi mi date fuori sul presidente di sardi. E quando rispondiamo di sardi, da casi, non si va a comprendere. Quindi, se io queria narrare, che debba diventare lingua di scuola. Certo, non è facile, tanto è che la lingua di scuola, non la lingua sarda, sedilesa, o del Seneghe, o dell'Acqui, o dell'Acqui, ma cioè una lingua con regola generale, se a su manco si può scrivere. Abbiamo fatto qualcosa, non so, sul latino, mica sul latino, con l'imbano nostra vero abbiamo imparato a traduzione. E così. Non lesiamo, assumiamo, non lesiamo e comprendiamo il poi, su vicino, che dall'imparare la regola, mi dusica a questionare tra gli soldi. Non si viene a questionare il domo, magari a volte che si papà e mamma non si questiona più, forse sì, si fanno a comprendere finché sul papà e mamma. Quindi, se invece non lasciamo così, sì, soscurso, facciamo un corso, e pago tempo stare sul corso, pago tempo di apprensione. Pare commenti un gioco che non li ha scelto, secondo me gli altri. Secondo me, mi pare che deve essere. Come te non obblighiamo ad imparare l'italiano, perché non ti scorrono non siamo ormai. Io mi pare che ti ha fatto mollare tutto. Grazie di economia. Onorevole Pino. Non fate questa cosa. Grazie. Abbiamo pensato, siamo contenti che si vede.
pianeta. E penso che forse sta arrivando un momento importante per usare la lingua. Il fatto di questa considerazione. Antanauga, forse la Sardegna denoga su 2050, vamos a essere ancora lo sparo, forse vamos a essere 1.200.000. È un studio che hanno fatto Antanauga, forse si è avuto 1.200.000, sono pronti ad essere in castello. Dopo 100.000 forse si in Olbia, 70.000 adesso in Sassari e sono Sassari so schiavarranno noi. Ponarre vite, ponarre che questa idea di Salimba, ma sa rapida nella regione costantina, no? Io faccio professore insegnando in Oristano, mi bisogna cattare su vedere in Sardo, su vedere Vittiano, su vedere in Domo, non è dell'otto, anzi, se vita nostra, se della Basanta, in Cattolica, andando dei nuovi auristanesi o dei nuovi assaffittati. Dopo tenevo un'ormella per la vita per campidano, poi tanto su Sardo, in sa famiglia, se so, no? Però mi pare che su Sardo mi fai da in modo particolare in Savita spettica, o noi andando dei noi che per esempio verso il nord, tutte due stanno su Vaidare in Sardo, queste particolate, su Vaidare in Sardo, queste Monte, non so conosciuto, però è una forma di difesa, è un modo per non perdere l'identità. Non è sempre, è che alcune volte è un segnale di debolezza. Se una situazione che faccio è scusa, l'importanza di produrre finalmente una circolare, non è una legge, è una circolare. In effetti, lui ha fatto Pascale con la lingua unificata, la lingua di mesania, la lingua comune. Mi pare che stia crescendo questa coscienza. Cioè, su sardo non è certo che è la lingua materna. Io comprendo bene che uno quando vede su sardo la lingua narra un grande filosofo tedesco narra la lingua è sicuramente una homo, uno è in domo sua, no? In domo sua è in paghe, no? La lingua è una zudumela, la lingua è a comprendere, a ragionare, a intendere tutto. Quindi io questo comprendo, la lingua bene significa bello, è proprio un sentito. Però si scopre questa circolare è un atterugolo. Se è vero che su 2050, ma non prima o 500.000 persone vivono dedotto in castello, e secondo me su un troso cittadino, e vivere in Castello, vivere in Genova, vivere in Palermo, vivere su Versabusca, non cambia nulla. Allora, l'importanza è da comprendere, non a noi, se noi lo comprendiamo, cioè non è naturale, cioè non teniamo, sì, non è che si intergonzano, mi pongo questa domanda, queste veramente la nostra amministrazione, se non che siamo mai esortati a fare queste cose che sono frustrate, però noi lo comprendiamo, se domanda che io risposta, come lo va a comprendere a suo cittadino, chi scrive in sardo, utilizzare cioè la lingua nostra, non è uno segnale malo. D'altra parte viene a concreta una cosa, effettivamente
se uno chiede di scrivere di poesia, o legge poesia, beh, sul locutore comprendete che apprezza come si fa? Certo, dopo risulta sempre la poesia che non sono tutte scritte sul locutore, però se uno ama la poesia, chiede di ascoltare magari finza sfagliare, ed è naturale. In questa stessa maniera si comprende che su scrivere in sardo questa è un'opportunità. Siamo tutto l'anno nello scontro, sono marchio Sardegna, o vendere o tenere un marchio unico, casi che sono sacri comprendere chi esempio. Infatti schiese che questa ultima legge che il Consiglio regionale ha fatto, abbiamo pensato forse sì, che finalmente in Asora invece di essere che tu conca se tu verdita spodogna sia le cose con tutti i problemi che venimos e lo comprendo sia lo sostegno industriale sia lo marketing turistico si comprendendo che forse se stai in Asora deve tenere un impatto comune in questa cosa pure. Bene, si comprendimos che su scrivere una lingua regolata, no? Come è stata asseverata la lingua comune, questa lingua di mesania che forse è tutto quello che si arriviamo a comprendere che su leggere una lingua comune è importante può diventare veramente non un arcipelago come Canada come scrittore, Sardegna come un continente, ma diventare veramente una terra comune. Beh, si comprendimmo che scrivendo tutto vari, come è capitato in Italia, in Saliba de Manzoni, quando a metà del suo milione Manzoni scriveva non so francese, ed era tabbata che noi abbiamo scoperto di ora, che se teniamo una lingua comune, forse se diventiamo una nazione, forse non teniamo più oppressori, forse si liberamos. Se noi pure comprendimos che noi non dobbiamo liberare le scodeite, no? Grazie a Dio non teniamo più oppressori, però siamo ancora debili. Cioè, questo deve dare ad ognuno in saida sua, con sa lingua propria, e a volte sanamo, io sono abbastanza, la mattinata questo bello usata differente, hanno un bello differente, e dopo gli scopresi una serie di interno che fanno dei seneghesi, noi stiamo volendo, noi stiamo veligolo. Che è su veligolo? Su veligolo è tutto sommato non pensate, ma mezzo che abbarremo ad ognuno in domo sua. Allora, secondo me dobbiamo attuare proprio questo, direi in italiano, il livello politico di questa operazione. Cioè, su iscrivere in sardo, non è tanto buonare, cioè noi comprendiamo una cosa, non siamo speciali solamente noi scriviamo bene, se ogni terra tiene sa bellezza, tiene sa specialità, non è scusto, ma quindi non è che dobbiamo sponare che noi siamo un mezzo desosati, no? Ma ad ognuno deve su dovere di quasi valorizzare su di essere. Ma solo che una cosa, veramente è importante, qui da una parte noi seguiamo a fare, a scrivere, a tenere questa familiarità, però contemporaneamente sì, due opportunità, benissimo, sa lingua ufficiale, sa come tanto, sa deliberare nostra, galicun atto, galicuna sono documento su chi è sentito all'esterno. Ecco, dobbiamo far comprendere che questo è un fatto naturale. Dopo, io nazio un'altra cosa vulgare. Su di nazio in sardo non lo nazio in italiano.
questo però forse se non risultiamo subito a far comprendere. Me da spizzocchetto, io indaccato, cioè non date a abitare, non date a frequentare, non sono abituato in domo, non andate dentro, qui io penso a me, in domo mia, va per mamma, da fai da in sardo, con frate mio hermano, noi spitticos non fai bene in sardo, noi facciamo in sardo un sornono, un sosighino, no? Ma me da spizzocchetto non tenete né sornonos né sosighinos. Allora, perdonate, probabilmente questo di intendere la lingua come sull'atti di uno suzza, questa è la lingua materna, questo non che risultiamo sulla lingua comune, noi stiamo a questo compito della lingua comune. Però la lingua comune serve da andare a badega sia chi uno viva in Castello, sia uno che viva in Sassari, insomma non siamo manco, siamo 1.650.000 abitanti. Ma non possiamo fare un sforzo finalmente di poter azzappare una lingua che se non ha cose ufficiali possa far dire a noi, a sosatelo, che siamo stottuvarisi. Allora, questo è superato. Allora, sono contento che finché in questo Consiglio regionale hanno lasciato, andavamo a scambiare sul regolamento, è stato antescritto. Benissimo, uno vuole fare dare in sardo. Basti che di scrivere, quindi sul Parlamento europeo hanno una cosa, la lingua minoritaria, il minoritario si sta scritta e tocca che cominciamo a fare documenti, no? Quindi, ma non deve avere, è tutto abituato, non è che deve avere a me da poi inizia a scrivere, però ecco, io sono parlando di scusto, è come se tu senti due livelli differenti. Questo sul livello che forse specialmente noi che viviamo in Sarvilla comprendimos che vagare in sardo è proprio come la prima, non solamente sfruttare sul latte, ma su sardo crea confidenza. Fagli in sardo a volte in italiano bisogna fare uno zero lungo, invece in sardo è una lingua rossicca. E questo tu comprendi, andrà bene. Però è un altro livello, è sul livello politico. Allora, la lingua sarda comune è sul livello politico. Se uniamo a una questo paese, ma è messo campitanesimo, ma è messo locutoresimo, non che siamo da nessuna parte. Dobbiamo tornare che a volte, scusa, è una regola che si vuole fare tutto uno, so sardo de Campitano, so sardo de Gavesù, so de Numero, so de Sasse, in albergo non che sono si intende sardo, Carloforte non che noi siamo sardi, non se ne importa. Allora, veramente dobbiamo comprendere questa differenza, non dobbiamo confondere. Quindi se non ha risultato, quindi se non lo guardi, che noi stiamo facendo un'operazione strana, cioè che siamo in maniera quasi obbligante, a comprendere quello che noi riteniamo importante su quella lista. No, a bello, forse è come non comprendere, se grazie a cosa comprendere. Il ragionamento è differente. Siamo un'isola che tiene una identità di lingua, questa identità da riconosciuta sia Stato nazionale, da riconosciuta Europa, questa identità della lingua è importante come stiamo scrivendo un statuto nuovo. Ebbene, questa isola non si deve organizzare, ma deve comprendere che la lingua è la propria storia. E questo che stiamo cominciando a fare. E questo è secondo me importante. Grazie. Abbiamo una continua. Mi piacerebbe sentire anche il parere del dottor per quanto riguarda la lingua sarda nell'utilizzo della liturgia.
Ma credo che questo canto avete inteso a prendere a mano pregando il santo. E canne il mondo. 57, 1957. In materia, quindi passava con materiale. Introdotto sto parlando per quanto riguarda questa chiesa, sta invasata da sempre praticare. Sempre. Se andiamo a leggere sul coso, tutti scritti in sardo. Sarnoina, in Amela, in Sedro Puro, tutti scritti in sardo. E tutto lo spirito, prima ancora del seminario pontificio regionale dei Puglie, tutti pregano in sardo. Hanno cominciato a pregare in italiano verso 30 km 40. Se vuoi temare per il nostro, sappiamo messo a fare in italiano. Quindi mi pare che quanto riguarda questa lingua, sarda, la Chiesa da sempre di difesa e praticata, senza catechismo. Quindi ha capitato una sfida a fare, quindi ha posto un libro che venimos di noi su questa biblioteca, e mica spaccolare in mano un catechismo in lingua sarda. Sul catechismo del Pio X, tradotto in lingua sarda da un leader tipo di Vargas della Nazione. Tradotto mi pare chieste sul 1910, che sa poco, non mi metto bene già tanto. E poi sta tratto un libro pure va descritto, quindi non abbiamo mai avuto questa difficoltà sia di scrivere in sardo o di parlare in sardo. Sa regola per voi. La grammatica a bestia, poi scrive pure una cosa aneddotica. Adesso passato magari 20 o 30 anni, in canzone questa chiesa romanica, dedicata a Santo Vito, e che viene di turista di ogni parte del mondo, non solo di Sardegna, ma pure dell'estero, pensato di New York. Mamma Diana tenia sagraia per la sagresia e un bel costò corriere da fuori, con tutto va in danno a chi è tedesco, a chi è inglese, a chi è tu, a chi è gai. Mamma dice no, ma io riesco a fare danno, ma cosa italiano? Ma fai solo in sardo. E ti risponde un professore di New York, dà risposta in sardo. Dà risposta in sardo e danno al Signore. Non si preoccupa, mi fai più tranquillamente il sardo. Capo te lì in New York, cos'è un professore di lingua sarda. E poi sono altro dei corso di Germania, a 30 anni, e noi andavamo ugualmente in Berlino, vi tenevamo questa cattedra dell'invasare. E noi si salivano, scusate che abbiamo schierato in parte loro. Non ne pensiamo sempre delle gonzate, tanto, non disco. Ecco, forse dobbiamo imparare. Poi se noi impariamo il primo vocabolario sardo, perché l'ha fatto in tedesco, come fai? Il suo primo, ma pensato uno fatto. L'ha fatto un greco. Ma che ha fatto il suo primo forse, però se un momento parla un vocabolario, fatto di un tedesco. Vai, e se che Renate, che noi sono sardi non abbiamo dimenticato, forse il problema, questo lo sardi, oppure siamo sempre lasciati comandare da sardi, come ti dicevi comunque, o tante cose di politica a me che succedono, basta che non si obbediamo, facciamo scommettere tutto questo sardi. Ecco, questo che andare. Poi l'altra cosa, certo, uomo a tornare a fare il sardo per quanto riguarda questa liturgia, questa conferenza episcopale sarda, stava in carne, usata per il Sosano, al Monsignore della Nosei, a Iseso, a preparare tutto questa traduzione del suo missale, oltre che della Bibbia, chiaramente in sardo, ma tutto quello del suo missale, tutto il suo libro della sua liturgia, poi si tenne questa messa pure in sali passati. Ancora non si dà più cosa a capo, da che più molti sbagliati, poi non disco. Vadano tanto spregero su difendere sali passati, aumente Pinna, Snarada, della diocesi di Oristalis,
e altri spuri che difendono questa lingua sarda, inizia a livello di studio e di ricerca che avete come esamenare, inizia come 9 secolo, che hanno diverse abrega scritte in sardo, e un libro svedese Johann Battista Zonchella scritta su 1700. E su 1700, 30, 40, 50, 60, sempre nel 1700. Prega questo ha fatto 9 in Stedro, l'ha fatto in Liga Maiore, l'ha fatto in Fizzasa Castello. È scritta in lingua italiana sulle cose nuove. Sì che mi pare che non mi vuoi a questo tempo la difficoltà di comprendere solo un salto. Ma pensa come penso che parlare una lingua grave come te la parliamo nel 9 secolo, ascoltando con il capitalismo, sia una cosa facile da comprendere. Poi, se tornare all'esperienza mia, che hanno un seminario che prepara a fare nel capitalismo. Ringraziamo Don Carbone. Aggiungo che il logo che hanno una varietà nostalgica, pubblicato, Sorgoso, scritto degli studi, Giacomo Spada Zonchello del Voto, Sorgoso, Sorgoso, l'anima dei giocatori. Infatti capisco che ha fatto perché l'esame si dà poi una breve finale dello spirito. Buon sangue non mente. Questo Vincenzo fu Silvio, no, Silvio Subacco, del Matteo Porro. Questo è uno studioso dell'Imbasata, e dove l'hanno fatto, un bambino di scuola, 4 di ginnasio. Fai che un campionese, una casa, stringo, tanto, si cadattene, e non da capo, prego. Ecco, c'è questo. Intendi intendere, non è stato ringraziare, cioè mi devo complimentare con un sollevatore, che ha macchinato basta semplice, facile, a fare un discorso pensato, italianizzare il più possibile è difficile. E io sono stato veramente bravo. Da un fatto veramente un discorso lungo, che devo utilizzare questo spazio per spiegarmi, è difficile, che non si legge, ma in realtà ogni avanzo che posso parlare in italiano. Sa cosa che naturalmente non sto intervento giusto, però è un togliere una cosa che sta gravando particolarmente, e cioè togliere Joannao abbiamo sperto in un montone di occasioni e un montone di tempo in cricca dello spone di accordo su dalle lingua usare. E penso che sia sussunto sul discorso di tanto tempo andiamo a denaro. Ma io ho una cosa, poi non lo parliamo su un vago in Bighinao. Se italiano deve essere stato introdotto, la lingua ufficiale, nella passata va in non è vero, ma su friulano, su emiliano romagnolo, su napoletano e su calabrese vai dallo stesso italiano, dopo tanto tempo, assolutamente no. Cioè, hanno comprendere, fai danno in italiano ambos, a volte non è ben difficile. Poi quando hanno avuto il toccano, non è capitato di andare in Calabria. Non è Calabria, non è capitato di fare un insegnante. Non schiese, ti stress futi a tenere un discorso. Cioè, l'insegnante che insegna italiano in questa scuola. Cioè, mi crea un stress solo per comprendere che non riesci a seguire sul discorso. Cioè, rinuncia a vivere. Questa è scuola regata. Noi siamo usati a vivere, siamo andati a unificare, in basata comune, sai capitano, sai sassarese, no. Assolutamente, questo è un discorso di non piegarci. Giustamente, noi sì. È giusto, qualsiasi sia la nave sia unificata, sia la comune. Qualsiasi altro, si importa che sia investita, soprattutto non mi trava, quindi non è libero di iscrivere a comunità di rimedio. Sul discorso importante esposto di scuola di gruppo. Malgrado la difficoltà esposta a dare Titina Bravo, la professoressa Bravo,
chi me l'ha insegnato non sono in grado di insegnare Giuseppe, sa difficoltà estumane, sono ancora a monte. In sul progetto scolare dell'uomo, il vado tutto capofila, non mi ricordo il terzo ciclo di ristano. Terzo ciclo di ristano. Si deve porre di accordo, anzi, non si deve porre di accordo, ma che cosa non si sa da nada, cioè. Anna cliccava sull'università del Sassari e Castello, poi organizzare il suo corso nel mondo del teatro valido. Giustamente sono insegnanti che frequentano un corso che chi si era accreditato fatto il corso. Niente. Sa l'università del Santa non ha risposto. Un'università disposta è che rilascia un dito il testo della riforma lunare che era reservata est sull'Università di Barcellona. Chi utilizza, chi usa professore Santo è realizzato un dito. Questa difficoltà che ha creato, la difficoltà del desafio di questo progetto, in effetti ancora noi non sono partiti, sono scuso con l'insegnante. E quindi non è questa difficoltà. Magari non veramente a si impegnare così a fondo, molto fare e andare avanti. Che realmente si supposta questa regola e sospizioso, imparano in scuola. Imparano meno che non imparare per sopra della mano, ma che regolare. Sì, serve il corso meno male che per pistato e che non si caverde. Ma mica se no sarebbe da Sassuolo in un anno e non campitano per Sassarese. Ma in 9 io penso in vita a sempre basare per un anno e anni che mandano su personale con me una mini. Cioè, noi spuro venimmo in modo da fare completamente diverso non da esatto, ma non sul nonno sul figlio, ma finza tra nonno o non si prende. Quindi, se non va regola, non nasce nulla. Ed è comunque destinato a si muore. L'unico modo che la lingua possa andare avanti è che devono essere regole e devono entrare in tre scuole, per non imparare a dare anche un vicino della materna, se no, se non destinare a si cambiare, perché invece si deve essere. Grazie. Possiamo Io chiedo scusa se insisto con l'italiano, ma è più facile parlare in inglese per me che in italiano. A me è piaciuto molto il confronto con la realtà del Friuli. Io credo che il Friuli sia un po' più avanti rispetto a noi. Ma io aggiungo che noi siamo indietro non solo rispetto al Friuli ma rispetto a tante altre realtà e non solo nella lingua. Io credo che la differenza sia che il Friuli sta in un luogo di confine dove è emersa prima questa necessità di tutelare una propria identità. Noi soffriamo del problema dell'isolarità. Questo problema dell'isolarità comporta una chiusura e quindi una minore evoluzione culturale che ti porta anche al confronto. Quindi io credo che su questo lavoro appunto ci sia tanto da fare. Io credo che sia condivisibile che la tutela e la valorizzazione di un'identità culturale sia una cosa sana e giusta. E la lingua è un aspetto fondamentale del patrimonio culturale di ogni popolo. Poi devo dire che secondo me c'è qualcosa di più, cioè si ha la necessità, cioè le persone hanno la necessità di riconoscersi in una comunità, in un gruppo, di riconoscersi come appartenenti a una comunità. Faccio un esempio, io un periodo che vivevo in America, le persone che incontravi per incontrare, no? Tu sei americano, dici, no, nessuno era americano. Allora ti dicevano io sono irlandese, oppure ti dicevano io sono italiano, oppure ti dicevano io sono tedesco, però francese, però di fatto
l'italiano che stava in America aveva il nome italiano, era nato in America, era vissuto in America, magari conosceva l'italiano, si fa per dire, poi conosceva il siciliano di 200 anni fa, però perché gli aveva insegnato il nonno, gli aveva insegnato il padre forse, e allora l'italiano che sta lì in America è un italiano che però dopo 200 anni si sente ancora italiano. Perché? Perché comunque non riesce a sentirsi americano, perché l'America è un paese giovane e manca di questa sua identità. L'America è un paese di studio di tante culture, noi abbiamo la fortuna invece che siamo una cultura importante come Sardegna, di alto valore, di spessore per tradizioni, per propria cultura. Quindi anche se siamo un po' in ritardo su questo aspetto della valorizzazione, della necessità di conservazione di questa identità, bisogna assolutamente che facciamo il massimo per recuperare questo ritardo e che ci rendiamo conto che è un valore aggiunto che può essere il motore di tante cose, anche di svolti che attualmente magari non abbiamo affrontato in questa serata, e che contraddistinguono, è un qualcosa che ci può portare un ritorno non solo dal punto di vista culturale ma anche dal punto di vista di immagine economica con il resto del mondo, nel confronto con gli altri popoli e con il resto del mondo. Tanto cosa sarà già sul discorso. Ringrazio Don Carboni, che si fumare di uomo, cosa disponibilità che hanno dato. Onorevole Pinna, Alfredo ringrazio il Maltese che è andato dopo qualche cosa sempre. Poi sono relatore su un diamante, lo stesso, lo spiegavo benissimo. Tanto non si sente così come lo facciamo così benissimo. Puoi scrivere, speriamo che ne prendo. E canale hanno disegnato commenti che sopra stanno misurando. Poi con ufficio come vuoi che si presentasse l'SC No, ma come si stava detto, non ti cambia in così. Tanto, ringrazio il dottor Cacco, dottor Quello e dottor Cruz. A te la